Ok, di nuovo in live a questa puntata del podcast della Rosa dei Veneti. Qui oggi sono contento perché finalmente con un amico che da una Ciao, vita che Claudio. ci ho dovuto correre dietro e tra l'altro arrivi proprio dall'aereo, cioè ieri a Amsterdam, oggi qua. 2 giorni fa, sì. Oggi Un qua. po' di giorni fa. Paolo Fasoli, presidente di Intragroup, presidente, giusto? Amministratore unico. Amministratore unico di Intragroup e di tanti altri progetti, cose sì. che fai. Paolo, è stato veramente un grazie piacere dell'invito. rivederti, Grazie dell'invito. perché noi ci siamo conosciuti come? Qualche anno fa, nel 2017. 2017 mi ricordo bene, è stato un momento in cui cercavo dell'ispirazione per aprire una nuova divisione nelle nostre attività e avevo trovato l'evento, un magazzino efficace e ero venuto come a vedere cosa succedeva. Ecco, ci siamo conosciuti in quell'occasione. Dove noi avevamo organizzato per un cliente che poi è diventato anche, o era già fornitore. Poi è diventato il nostro fornitore. Perché dopo mi dicono, hai fatto l'evento ma il marketing, no, ha funzionato. Ha funzionato perché è anche ancora un vostro fornitore. Sì, con Gaia Informatica, grandissima azienda che ho accompagnato per tanti anni. Sono loro che gestiscono i nostri sistemi informatici nei magazzini che dopo abbiamo aperto. Bene. Per cui nel 2017 sono passati ormai 7 anni. Sì. E poi abbiamo fatto anche qualcosa assieme, qualcosina, abbiamo aiutato abbiamo fatto un bellissimo evento in magazzino da noi. Cioè l'edizione dopo 2 anni, per cui già dopo 2 anni avevo aperto la prima piattaforma logistica. Esatto, è stato velocissimo a fare la Verona, logistica. Sì, perché avevo dei progetti concreti in mano da sviluppare. E hai fatto un bellissimo evento, un magazzino del 2019 sì. Prima del Covid. Avevamo quasi 500 ospiti, sì. Paganti, mi ricordo. Molti paganti. Quindi, che ci dicevano è impossibile farlo, si può fare. E ogni tanto qualcuno me lo ricorda, per cui insomma c'è un bel ricordo. Lo rifaremo assieme. Ma poi abbiamo fatto anche qualcosina per te, abbiamo fatto un video, un paio di robette, quindi è stato bello e ci siamo conosciuti un po' di più. E Paolo è un visionario, c'è scritto sulla tua bio di LinkedIn founder, visionario. No, visionario non c'è. Visionario comunque investitore. Sì. E cosa fa Intragroup? E poi ci racconti anche cosa fanno anche le altre. È difficile dirlo tutto. Vabbè, il podcast dura più o meno un'oretta, gli 55 minuti. No, perché a volte non so neanche io cosa facciamo. Vabbè. Allora, Intragroup comunque è un gruppo che ha delle divisioni dedicate, ha una divisione dedicata al cleaning, soprattutto industriale, e un'altra divisione dedicata alla logistica e un'altra divisione che è una nuova new entry. Commercializziamo robot per le pulizie sempre industriali. Ok, quindi questi diciamo è partito dal mondo della pulizia industriale. Sì, allora io ho una storia. A me interessava la storia, adesso la domanda è: la vuoi dall'inizio oppure? Sì, se possiamo capire, mi interessa di come ti sei messo in questa roba della pulizia industriale, cioè com'è nata questa roba? Ti dico, è un episodio che mi piace raccontare perché è stato proprio la prima pietra che mi ha permesso di essere in questo settore qua. Io ho fatto il servizio militare, no? Sai che a quel tempo ho fatto il liceo, finito, ho fatto il servizio militare. A quel tempo, quando finivi il servizio militare, dovevi decidere cosa farai nella vita. Cosa fai da grande, perché questo è il grande tema. Tu non sei di una famiglia di imprenditori? Quindi. Sì, cioè mio padre era assicuratore, aveva l'agenzia, okay. Per cui proprio il giorno che ho finito il militare ho detto, anche quando ero a scuola, no, io il lavoro ce l'ho, vado a lavorare nell'azienda di mio padre. Tu ambidi sì, proprio così, in maniera, anche perché ho una sorella più grande, era già andata a lavorare là e sai, quando hai 19 il piano è pronto. Mi ricordo, sono andato in ufficio da lui proprio il giorno dopo e gli ho detto: papà, che lavoro hai da darmi? E guarda, lavoro da darti. Il lavoro innanzitutto non si dà ma si crea. Qua per te posto non ce n'è, fai quello che vuoi. Cioè nel giro di 3 minuti tutto il castello da giovane che avevo è crollato. Fatalità, nel pomeriggio mi chiama un amico che avevo conosciuto mentre faceva il militare, fa: vieni, dammi una mano, che lui aveva un'impresa piccolina di pulizie,
sono andato e da lì sono entrato nel settore. Cioè facevi le pulizie all'inizio? Facevo le pulizie, certo, sì. L'ho fatto per qualche anno. Sì. E probabilmente tuo padre in quel momento è stata una benedizione che ti ha... non lo so. Con il senno del poi, con quello che hai Però fatto... mio padre non ha mai capito poi alla fine che lavoro facevo. Quando mi chiedevo quanti dipendenti hai? 100, 200, 300, non capiva come faceva a gestire tutta questa mole di persone. Adesso siete in sede centrale a Verona e siete 500, mi dicevi? Sì. 500 persone. Nel nord Italia. Nord Italia. Lavoriamo nel nord Italia. E la parte attività, la parte centrale è il cleaning, quindi la parte... Guarda, attualmente diciamo che cleaning e logistica sono due divisioni equiparabili come dimensioni. Come volumi. Sì, come personale come forse è lo stesso. E anche come numero di persone. Okay. Sì. Si equivalgono abbastanza e questo è importante. Prima ti ho detto visionario, però in realtà io da quando ti conosco ho sempre visto sta parte del... comunque andare oltre, creare un ambiente di lavoro. Se voi andate a vedere il loro magazzino, ci passi una prova per terra che una volta a militare buttavano il basco per vedere se c'era pulito, è pulito, è organizzato. Perché abbiamo i robot che in maniera sistematica ma perché avete la testa che pensa che bisogna, perché, dice. Perché il robot ti lo compri, non lo compri, poi c'è gente che lo compra, lo tiene non spento, lo usa. sì, quindi lì siamo abbastanza forti, non è piaggeria, è proprio il fatto che tu ci tieni sempre a fare in modo che l'ambiente, parlavamo prima un po' prima della diretta, che l'ambiente del lavoro sia accogliente, nonostante si fa un lavoro anche pesante, importante, come fare le pulizie industriali, gli spazi eccetera. Assolutamente, che frequenti tutti i giorni, cioè noi siamo al lavoro 8 ore al giorno, se l'ambiente non è idoneo, il meglio possibile, c'è qualcosa che non va, sicuramente. Sia la parte di ambiente, ma poi anche, comunque, io mi ricordo quando sono venuto da te la prima volta, la palestra, una delle più grandi d'Italia. Non è la più grande, una delle più grandi, è la più, come dire, nel mondo informatizzata. Informatizzata, quindi che all'inizio hai detto vabbè, la faccio, non ci veniva nessuno, ci andavi tu, e adesso mi raccontavi che bisogna prendere il biglietto. Bisogna prenotare, perché nel tempo ha preso piede questa abitudine di finire il lavoro e poi fare un'oretta, una sessione. Ma seguite bene, perché oggi racconteremo tante cose, anche premi, robe interessanti. Tutti parlano di successo, no? Quindi noi però vogliamo partire anche da quali sono state le difficoltà. Cioè, in questi quanti anni è che a Intra? Allora, guarda, ti dicevo, per cui quando l'episodio che ti raccontavo era il 91, per cui stiamo parlando veramente di tanto tempo fa. Io ho avuto un assetto societario di un certo tipo fino al 2011. Il 2011 è nata Intra, che sei solo tu, che sono io socio unico di questa società. Quindi relativamente un'esperienza lunga con un altro contesto societario, e Intra, per come adesso, per come la conosciamo, per la vision che ha adesso, è nata nel 2011. Relativamente più giovane. Ci sono state delle sfide difficili, dei momenti difficili in questi ultimi anni che ti hanno... faccio la domanda con l'autogol, ma la faccio apposta. Guarda, ci sono stati dei momenti, anche nel periodo del Covid, che sono stati veramente duri, molto duri, però vedi anche lì, avendo due divisioni, perché la logistica si era completamente fermata, ricordiamocelo tutti, però il settore del cleaning in quel momento lì ha dato si è elevato, insomma, tutti avevano bisogno di famose sanificazioni, igienizzare, per cui ecco, avere un gruppo che ha due tipologie di servizio che sono comunque complementari è importante per avere un'azienda solida e che faccia certi numeri, insomma. Queste cose sono state pianificate a tavolino o sono nate? Quello che ti posso dire è una caratteristica della mia vita, è che il caso non esiste. Il caso non esiste se lo sai cogliere. Esatto. Se lo sai cogliere. Però tu ci credi che non esiste?
Vedremo. Chi vivrà vedrà. Perché l'hai già detto 2 o 3 volte. Il caso ha voluto che il pomeriggio del papà mi ha detto sono andato a lavorare. Il caso, cioè, quindi, il caso ti ho conosciuto all'evento, però avevo fatto prima una ricerca, mi interessava la questione. Quello che voglio dire certo, a me il mio primo padrone di ufficio, quello che affittavo, il primo ufficio che ho aperto quando ho iniziato a fare l'imprenditore, mi diceva a fortuna te passa, aveva 87 anni 30 anni fa, a fortuna ti passa in mezzo alle gambe 30 volte al giorno, basta chiudere nel momento giusto, quindi il fatto arriva, ma bisogna saperlo cogliere. Avere, secondo me i radar accesi e cogliere le cose, quello sì è fondamentale. Quando c'è una difficoltà importante, che cosa, come questo podcast è per condividere strategie, formamentis di chi oggi è riuscito ad avere un risultato, perché è successo, poi dopo noi non vogliamo, ma è riuscito a ottenere quello che voleva, anche se ci lavora, se lotta, perché poi il nostro mestiere dobbiamo essere ossessionati a lavorare costantemente. Ma che tipo di pensiero metti in atto nel momento in cui c'è una difficoltà? Cosa fai? Forse è anche una mia caratteristica personale, nel senso, se io ho un obiettivo, una vision chiara, sono come la goccia che scava la roccia, cioè non mi faccio distrarre da avvenimenti contrari, continuare, cioè essere perseveranti. Credo che questa sia una caratteristica personale. La determinazione è la caratteristica comune di molti di quelli che fanno successo, che sono un po' ossessionati da quello che vogliono ottenere. Sì, perché se hai chiaro dove devi andare, ti può capitare qualcosa, però vai avanti. È che spesso può capitare che magari uno perda un po' di fiducia e quindi dice ma no. Cioè, posso dirti un segreto? Io trovo molta soddisfazione nelle relazioni che ho nell'ambiente di lavoro. Okay. Cioè il mio team e la mia squadra, anche nei momenti magari difficili, mi dà molta energia. E questo, essendo un imprenditore unico, a volte sai c'è la solitudine dell'imprenditore, no? Per me non è così, perché ti senti meno solo. Il mio team veramente a volte mi è molto di aiuto per portare avanti quello che insieme ci siamo... Siccome non credo sia un caso che hai il team buono, come lo scegli sto team? Come scegli le persone di fiducia? Io ho conosciuto dei manager suoi, chapeau, ma non sarà sempre culo, no? Il caso esatto, cioè, il caso aiuta cose. Gli audaci. Che cosa hai fatto? Perché a partire da chi fa la direzione generale, insomma, chi ho conosciuto io, sono tutti eccellenti persone soprattutto. Intanto abbiamo lavorato molto sull'ufficio recruiting, abbiamo delle persone che brave a fare questo tipo di lavoro, e poi è importante identificare i valori che queste persone trasmettono. Per cui se sei allineato sui valori, crei un team efficace, efficiente, allineato. Quindi tu verifichi subito che abbiate valori comuni, quindi ci sta un po' di tempo. E quello che si presenta da noi è arrogante, ma diciamo così, viene messo di lato. È una serie di valori, l'apertura, l'umiltà, che quando ci relazioniamo con un candidato, cerchiamo una persona di tal senso, dopo vengono le skill lavorative. Prima cerchiamo di capire se è allineato con la nostra visione. E poi naturalmente se uno deve fare quel tipo di attività deve avere le skill, però quelle le imparano. E anche su quello abbiamo lavorato molto in azienda per il trasferimento delle skill, per cui un ufficio recruiting che prima valuta il candidato da un punto di vista caratteristiche sue personali, e un piano di formazione per fargli acquisire le skill che servono per quel ruolo che andrà a ricoprire. Mi pare di aver capito che avete un'academy interna, una app dedicata per la formazione, una piattaforma dedicata alla formazione. Abbiamo fatto un bel lavoro, abbiamo un'app, si può dire di chi? Sì. Zucchetti, okay. Zucchetti, che c'è dentro tutto il nostro database di tutte le competenze che nei nostri cantieri le persone devono avere, e quelle sono
in maniera fluida vengono erogate ai nostri collaboratori. Poi abbiamo un'academy interna dove lì facciamo incontri di persona, facciamo formazione, facciamo delle cose veramente interessanti. Ho visto. Una cosa di cui che è abbastanza recente, sono contento, abbiamo, sai, i famosi corsi della sicurezza, no? Non so se ce li hai presenti. Sì, che sono abbastanza noiosi, pesanti, però obbligatori, no? Per cui dici, assolvo l'obbligo, gli faccio fare le 4 ore davanti alle slide e l'obbligo per legge è assolto. Vede, per noi è un problema, perché per noi, lavorando in ambienti difficili, l'industria è difficile, i nostri clienti, noi abbiamo clienti quotati in borsa, cioè l'aspetto sicurezza e anche tante altre cose sono fondamentali. Ci siamo inventati un qualcosa di diverso, dobbiamo affrontare il discorso sicurezza in maniera diversa. Abbiamo trovato una società di formazione, abbiamo collaborato con loro, ci hanno creato un gioco, adesso la faccio semplice, tipo Monopoly, per cui quando ci troviamo a fare questi 4 ore di corso di formazione tipo Monopoly, ci sono le squadre, hanno ognuno il loro tabellone con le carte, imprevisti, e la gente esce, gioca ma apprende, cioè affrontare la sicurezza così è tutto un altro. E tra l'altro oggi pomeriggio in azienda abbiamo un altro corso di questo genere. Ruolo tuo oggi in azienda? Cosa fai? Lavori sull'azienda o non lavori operativamente, non hai ruoli operativi? Tutti i ruoli operativi sono ampiamente coperti da gente anche più brava di me, per cui di questo ne sono contento e orgoglioso. Però bisogna esserci in azienda, cioè secondo me l'amministratore, la proprietà ci deve essere quella che segue la vision, la mission, la direzione, bisogna esserci. Quindi il lavoro tuo principale è la parte di progettazione della strategia e di far mettere focus ai manager. Hai dei rituali? Bisogna fondamentalmente allineare l'operatività ai nostri obiettivi, alla nostra vision. Quello è il lavoro difficile da fare. Hai nominato più volte vision, quindi il fatto di avere un perché chiaro che vi ispiri ogni mattina, quindi proprio come si dice, io allora l'ho nominata perché non ho mai voluto avere una vision, perché se non la senti, se non è tua, è inutile andare a scrivere una bella frase su un foglio da mettere sul sito. Esatto, esattamente. Non ho mai voluto averla. Ultimamente invece l'abbiamo definita perché ce la sentiamo nostra, condivisa con tutto lo staff, e siccome è vera, perché ce l'abbiamo nelle corde quelle cose lì, è cambiato tutto. Cambia proprio il modo in cui la gente, cioè l'energia che percepisci è completamente diversa, perché gli dai un obiettivo ulteriore al compitino. La puoi sintetizzare, anche se non è precisa, poi andiamo a leggere magari. Ma te la recito anche a memoria, perché una volta ti facevo imparare le cose a memoria. No, la nostra visione è quella di diventare il datore di lavoro più attrattivo del nostro settore. Okay. Tra l'altro è un settore difficile. Quindi paradossalmente l'attenzione è stata non tanto verso il cliente. No, è anche verso il cliente, perché diventare il datore di lavoro più attrattivo, ma non così fine a se stesso, perché crediamo fortemente che il cliente e noi stessi, quando noi facciamo un ambiente come dire, che sia di ispirazione per i nostri dipendenti, per la crescita dei dipendenti, ne troviamo beneficio noi e anche il nostro cliente. Sì, quindi per fare sintesi avete detto, invece di mettere al centro, tra virgolette, come fanno tanti, il cliente, ho detto metto al centro il collaboratore e che so che se lui starà bene, se darà il meglio, se crescerà, porterà valore a noi e al cliente, quindi benessere per tutti gli stakeholder, come si usa a dire. Molto bella, molto figa, anche perché in questo periodo, se tu parli con imprenditori, ti dicono tutti faccio fatica a trovare persone. Quindi faccio fatica a trovare persone. Siccome anche noi abbiamo passato periodo Covid, periodo reddito di cittadinanza, difficoltà a trovare, perché noi non è che offriamo il posto su esattamente, anche nel settore cleaning spesso e volentieri quello che offriamo è un part time, per cui il part time faceva concorrenza in perdita a chi aveva il reddito di cittadinanza,
Per cui proprio da lì siamo partiti a mettere al centro il collaboratore che entra da noi e farlo stare il meglio possibile, sempre stando attenti anche. E mi dicevi poco prima che pochi giorni fa siete stati già anche l'altro anno, mi sembra, premiati come azienda, ma pochi giorni fa siete stati premiati tra le prime 18 aziende in Italia. Raccontaci un po' di... Noi siamo certificati Great Place to Work. Ok. Questo già da 2 anni. Esatto, da 2 anni che facciamo la survey in tal senso. Però quest'anno, proprio 2 giorni fa, su Sole 24 Ore, hanno pubblicato la classifica delle aziende Great Place to Work for Women, cioè dove le donne lavorano meglio. E Intra è risultata in Italia la 18ª in classifica. Però mi dicevi che davanti ci sono... No, la cosa bella è che tra le prime 20, noi siamo la 18ª, solo 5 sono completamente italiane, tra cui noi. Le altre sono tutte multinazionali che lavorano anche in Italia, per cui è ancora un motivo più di orgoglio essere tra le 5 solamente di proprietà italiana, essere entrati in questa classifica. E vuol dire che la nostra vision è coerente con quello che noi stiamo facendo. Sì, che non è un pezzo di carta scritto, ma è che il pezzo di carta scritto descrive forse in piccola parte quello che fate tutti i giorni. Ci stanno premiando per le nostre politiche di sostegno alle donne e tutto quello che facciamo per questo tipo di lavoratrici, che bisognerebbe fargli un monumento. Prima mi dicevi che ti invitano i tuoi collaboratori alle feste che organizzano in azienda, cioè sei riuscito a creare un ambiente di lavoro perché che è chiamato miracoloso quasi. Io lo definisco un piccolo miracolo perché 2 settimane fa i miei collaboratori si sono organizzati una festa presso il nostro magazzino e mi hanno invitato. Cioè, normalmente succede che sei tu che dici facciamo la festa, metti i soldi così. No, hanno fatto cassa comune, hanno messo i soldi, hanno portato il DJ e sono stato invitato a questa festa. Questo è una delle cose che poi, quando l'ambiente è positivo, succedono. Giusto 2 giorni fa un gruppo di lavoratori miei che lavora presso un mio cliente mi hanno chiesto di sponsorizzare delle magliette perché hanno fatto una squadra di calcetto per andare a giocare contro i lavoratori del cliente, per cui sono dei bei segnali questi. Moltissimo bei segnali. Noi qui in casa Accademia del Valore che promuoviamo il fatto di mettere al centro delle persone, nel senso, più stanno bene le persone più riusciamo a fare un impatto poi sulle aziende, quindi è proprio in perfetta linea e non a caso ci incontriamo, nel senso che sono valori io credo, ma veramente, che più dai più ti torna indietro, cioè sembra un'ovvietà, ma non lo è. Più dai in modo anche incondizionato ti dà. Si diceva, no, che la maggior forma di egoismo, no, com'è che faceva? Che non me la ricordo, la maggior forma di egoismo è, lo dicevamo prima, non me la ricordo. Vabbè. Ti verrà in mente fra qualche istante. Tu sei partito, diciamo, nel 2011, hai detto, con il tuo assetto societario da solo. Ti sei circondato un po' dei primi manager. Come li hai scelti? Perché è vero che adesso c'hai il recruiting, eccetera. Che caratteristiche hai cercato nei primissimi uomini che ti sei messo a fianco? Questa è una cosa che a me interessa molto perché... No, devo dire, i primissimi erano persone che avevo conoscenza io al di fuori dell'ambiente lavorativo, cioè persone che sono oggi ancora. Che sono oggi ancora, cioè diciamo lo zoccolo duro, quello che c'è oggi, che mi sta accompagnando dall'inizio, sono persone a cui avevo un legame anche personale al di fuori del lavoro, per cui anche quello è stato un qualcosa di positivo, perché quando ti conosci con le famiglie, ti conosci al di fuori del lavoro e sei una startup, diciamo, sai i valori che hanno, sai i valori che hanno e ci metti del tuo, anche per non deluderli, quindi c'è stato un bel impegno. E qui siamo in casa Accademia del Valore, quindi c'è sempre questa parola valore. Per te creare valore che cosa vuol dire? Allora, io quando ho creato il mio libro, il primo libro, Valore Più, ho detto, vabbè, definirò che cosa vuol dire creare valore, e mi sono reso conto che praticamente era impossibile, perché ognuno di noi ha una percezione diversa. Però lì all'epoca ho intervistato
una decina, ventina di amici e colleghi esperti, coach, formatori, imprenditori, e ho portato a casa una definizione che c'è nel libro. Di valore. Sul valore, cioè quella che per me è la creazione di valore. Però in questo format chiedo sempre all'imprenditore che cos'è per te creare effettivamente valore, creare un impatto su... Ma semplicemente quello che stavamo dicendo prima, quando io ho dei feedback da parte del mio numeroso gruppo di lavoro, come facevamo prima, per me quello è valore, perché significa che l'azienda, la gente che lavora per me non vive il lavoro fino a se stesso, sta bene e si sente di far parte di un qualcosa che funziona. Si realizza. Questo è il valore, non sono i profitti o... quelli ci devono essere per sostenere il tutto. Eticamente, se io non ho un flusso economico che mi permetta di investire, quindi un'azienda etica è quella che fa profitto, non quella che fa perdita, perché che fa perdita non è. Ma dipende sempre come lo fai. Dipende come lo fai, ma il profitto, tra virgolette... Noi siccome vogliamo durare tanto nel tempo, bravo, vogliamo non essere quelli che fra 2 anni non si sa da che parte siano, vogliamo durare tanto nel tempo, credo che questa sia la strada giusta. Dice a me che ho scritto il libro sulla genetica del business centenario, è vero, quindi come fare a vivere 100 anni e oltre, che dopo ti ne do una copia. Quello che stiamo dicendo c'è. E non ho letto il libro. Io ho intervistato e ho raccolto una ricerca dell'Università di Verona, tra l'altro, su le caratteristiche che avevano le imprese ultracentenarie, e una delle caratteristiche dominanti è che mettevano attenzione a mente, corpo e spirito, e mettevano attenzione e mettevano al centro il benessere. Certo che te lo do, ti faccio la firma durante. Non lo facciamo in diretta, ma era già previsto il libro tuo da qualche parte, 14, adesso non so dov'è. Abbiamo parlato di valore, abbiamo parlato di management. Quanto per te è importante creare equilibrio tra vita privata e lavoro? So che tu ti prendi i tuoi spazi, c'è la palestra, eccetera, eccetera, ma quanto per te è importante anche... Io posso dirti, per me non fa nessuna differenza. Okay. Cioè, lavoro, vita personale, non c'è separazione, per cui credo l'equilibrio ce l'ho. Tu hai l'equilibrio. Per i tuoi collaboratori comunque aver messo la palestra in un'azienda che fa, tra virgolette, perdonamelo. No, te lo perdono perché non so cosa stai dicendo. Spesso viene associata al fatto di dire vabbè, ma noi dobbiamo fare le pulizie industriali, perché anche la logistica, naturalmente diamo onore a questo. È inconsueto, io vedo, non vedo frequentemente sta roba qua, insomma, non la vedo frequentemente. Adesso sto vedendo degli imprenditori un po' più illuminati. Ma per dire, una delle ultime cose che abbiamo fatto è che, come dire, sembra diversa così, c'era secondo me una certa richiesta e facciamo i corsi di inglese in azienda, corsi di inglese che non vi servirebbero a noi, che da un punto di vista lavorativo, noi lavoriamo in Italia, per cui non è che ci serva la lingua inglese, però anche questo è uno degli elementi per la crescita delle persone. Ecco, noi ti mettiamo a disposizione una volta a settimana la lezione e vengono, è sempre pieno, certo. Per cui vedi, lanci l'iniziativa e poi la gente risponde in maniera positiva, è maggiormente motivo di soddisfazione. E questa è una delle iniziative che facciamo al di fuori delle skill che una persona può avere per lavorare in azienda da noi. Ascolta, facciamo un giochino noi di solito qui in questo format. Questo gioco si chiama sottovalutato o sopravvalutato, quindi io ti dirò alcune cose aziendali e tu mi dirai se secondo te sono sottovalutate o sopravvalutate. La parte di innovazione, secondo te, in azienda oggi è sottovalutata? In azienda, nella mia azienda o in generale? In generale, come imprenditori, quando incontri altri imprenditori, vedi che è sottovalutata questo aspetto di innovare o è sopravvalutata? Sottovalutata. Sì. Quindi secondo me non fanno abbastanza, non si fa abbastanza. Io che tendenzialmente per le novità, per l'innovazione, per mie caratteristiche sono abbastanza attento, ma secondo me c'è ancora tanto da fare. Noi rischiamo di rimanere indietro su alcune possibilità di crescita. Okay. Oppure anche, secondo me, il contesto veneto o veronese sono molto legati a un certo tipo di tradizioni
lavorative, chiamiamole così. La parte marketing secondo te è sottovalutata o sopravvalutata? La gente fa pochissimo marketing. Io i miei competitor li vedo, è sottovalutata. Secondo me la gente dovrebbe investire molto di più nel marketing, perché il marketing ti permette di crescere, ti permette di essere presente, è sottovalutato. Sottovalutato, ma spesso quando con i tuoi colleghi qui, quando facciamo queste interviste, viene fuori anche che è conosciuto poco, cioè lo immaginano solo come la pubblicità, in realtà il marketing è come ti proponi, quindi la tua offerta, quindi va a lavorare sul prodotto, va a lavorare sulla organizzazione, è quello e che stai poi facendo anche tu sulla adesso, promozione. Claudio, in questo momento qua, Esatto, che è un elemento. Oggi sto cercando di fare con siamo questo ancora format. Fermi alle newsletter noi come concetto, cioè capisci? Siamo fermi al newsletter che mandi al cliente, che il cliente appena le vede si disiscrive subito, perché e ti domandi e dici: ma perché non le leggo? No, non le leggo perché non c'è niente di interessante scritto. No, vabbè. C'è tanto lavoro da fare, c'è tanto lavoro da fare. E la formazione, vabbè, tu hai un'academy, quindi dirai che è sottovalutata, quindi, ma anche questa è sottovalutata o sopravvalutata? Mi spiace dirlo, ma è sottovalutata. È sottovalutata. Io mi rendo conto che anche se faccio queste domande che potrebbero sembrare banali, nel senso, è chiaro che è importante la formazione, però a voce te lo dicono in molti, poi se tu vai a vedere concretamente cosa fanno poche ore pratiche. Per la tua formazione, il discorso che facevamo prima, no? Per dire formazione alla sicurezza, si accennava, il mettersi lì a trovare un modo diverso per fare una formazione che non ha, tra virgolette, nessun appeal, ma è fondamentale, quello vuol dire fare la vera formazione, perché significa che l'organizzazione capisce che c'è un problema, capisce che deve risolverlo e non si risolve con uno schiocco di dita, ma mette in atto delle azioni per coinvolgere i dipendenti in un tipo di problematica che si ha. E allora in questo senso non viene, come dire, sottovalutata la formazione. Sì. Se sei capace di renderla molto fruibile, pratica, se no diventa un compito. Ti dirò che quello lì è il fine, ma dietro c'è un ufficio che cerca i fondi per la formazione, che cerca di reperire i fondi. Noi l'anno scorso siamo riusciti a entrare nel bando nuove competenze, per cui tanti si lamentano dell'Italia, ma se tu sai fare le cose in una certa maniera hai la possibilità recuperi risorse. Ci hanno dato dei fondi per fare una formazione molto importante, ma c'è un lavoro dietro. Bisogna essere organizzati, bisogna che hai un ufficio del personale che si sappia non muovere. te regala niente nessuno, no? Esattamente. E per la tua formazione cosa fai? Tu cosa fai per studiare, per essere come imprenditore attento? Riesci? Compri libri, guardi, non lo so. Ma allora leggo soprattutto libri in merito alle organizzazioni e sono molto attento a quello che gira sui social per capire cosa c'è di interessante e poi approfondisco. Quindi molto curioso. Sì. Però io ho sempre visto che hai anche un sbilanciamento come imprenditore, sbilanciamento io direi, verso l'informatica, cioè hai cercato comunque di informatizzare tutto, c'è anche un settore diciamo meno, uno lo pensa meno che altri settori, hai informatizzato tutto, perché quando abbiamo lavorato allora penso che assieme l'unione tra informatizzazione e persone sia vincente. Cioè 500 persone, 500, 600 persone che devono tutti i giorni muoversi in una certa maniera in contesti diversi, uno a Milano, uno a Padova, eccetera, se non c'è dietro una struttura informatica che permette di lavorare in maniera sinergica, non vai da nessuna parte. Questo è l'inci per cui ho sempre cercato di trovare le partner tecnologici e informatici importanti. La gente ci riconosce, investire lì. Ci riconosce questo tipo di imprinting. Ultimamente abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti, abbiamo inserito in azienda un programma che si chiama di project management e anche quello secondo me ci darà degli ottimi risultati per lavorare in maniera ancora più sinergica. Quindi in qualche modo una delle caratteristiche che ti hanno portato a ottenere maggiori risultati è stato comunque
il centro, mettere al centro le persone, investire in tecnologia, riuscire a dargli tecnologia e investire in formazione, quindi formarle, renderle ingaggiate. E accadono quei miracoli che ti chiedono di mi compri la maglietta esatto. Con il marchio. Persone formate, informatica che lavora con le persone. E poi ci siamo appunto inventati anche la divisione robotica. Facciamo in modo che nel lavoro che facciamo noi ci sia anche una parte robotica che alleggerisce il lavoro per eliminare dei lavori inutili, noiosi. Per cui ci crediamo molto, abbiamo aperto proprio una divisione dedicata con delle persone dedicate. Credo che attualmente il mercato non è prontissimo, però a momenti, guarda, dicevi prima sei tornato da Amsterdam, sono andato alla fiera del cleaning di Amsterdam, che è la fiera più importante, con il team, con 10 persone dello staff, tutti che seguono il cleaning. E lì è l'invasione dei robot. Se fino a 2 anni fa c'erano 2 o 3 società che proponevano questo, adesso c'è l'invasione, per cui il mercato sta spingendo molto verso questa direzione e secondo me troveremo beneficio anche noi nel proporli ai clienti, perché i clienti saranno preparati a ascoltarti in questo tipo di soluzione. Anche questa è una caratteristica, come dicevo prima, visionario, cioè nel senso che anche ha inserito anche i robot come altre cose, la palestra, cioè comunque di dire, il mercato non è pronto, ma lì sai la famosa barzelletta del papà che manda i figli a vendere le scarpe in Africa, no? Manda 2 figli a vendere le scarpe in Africa, il primo va in Africa. Quella dei ghiaccioli in Alaska? No, è un po' diverso. Okay. Il papà manda 2 figli, quindi il primo chiama e dice: papà, qua sono tutti scalzi, torno a casa, non si vende un paio di scarpe. Manda il secondo e dice: papà, quasi tutti scalzi, mandami una nave di scarpe che vendiamo scarpe a tutti. Sì, quindi il contesto uguale è come la visione che uno ha. La visione che uno ha anche quella di dire: vabbè, ma i robot ancora, sta gente non è al massimo sensibile, no, però io sai cos'è, voglio farlo. C'è quella paura, il robot ci ruberà il lavoro, no? Cioè, è questo, i lavori brutti. C'è questo il retropensiero. In realtà se ne creano degli altri diversi, naturalmente. Esatto. Certi lavori magari più, come è stato negli ultimi anni. Noi abbiamo dovuto avere dei tecnici con delle competenze elevate per gestire questi robot. Prima non era necessario, no? E questi poi magari gli paghi un po' di più rispetto a un operatore che fa una pulizia di un pavimento. Esatto, riesci. E hai figli da colonia in azienda? Attualmente no, ho 3 figli. Che idea hai sul fatto del cambio generazionale, che devono venire in azienda? No, assolutamente Fa la stessa roba che ha fatto tuo papà con te. È un ottimo insegnamento. È un ottimo insegnamento. No, faranno assolutamente quello che vorranno fare. Adesso il più grande sta studiando all'università, l'altro ha cominciato a lavoricchiare in azienda con mia sorella, che è l'azienda di mio padre, per cui l'altra studia ancora. Però ecco, non forzo mai, non voglio che quello che fanno sia frutto del bene e del male delle loro scelte. Bene, sono già passati 40 minuti, siamo alle battute finali. Sfide per i prossimi 5-10 anni. Ti vedi ancora molto impegnato in azienda? Vuoi già mollare tutto? No. Quando sento parlare gente voglio andare in pensione, tanto noi la pensione non la vediamo, quindi noi siamo quelli che non vede la pensione. No, assolutamente. Voglio esserci, voglio fare in modo che comunque questa sia un'azienda che venga gestita dal management che c'è attuale e che cresca, perché portiamo avanti secondo me un bel messaggio, quello che abbiamo visto prima, che ci siamo stati premiati come Great Place to Work for Women, è una rarità nel nostro settore. Cioè, rendiamoci conto che tipo di lavoro facciamo fare ai nostri lavoratori, carrellisti, muletti, pulizie, eppure siamo in classifica. Per cui secondo me è un bel modo di affrontare questo mondo che è difficile, quello che stiamo facendo. Quindi nei prossimi 10 anni magari salire la classifica. Già siete messi bene, ma salire la classifica e essere ancora di più, capito? Invece essere 500, essere 1000, 2000, 3000. Quindi comunque 3000 persone che fanno parte della nostra squadra e che ci dicono: siete in classifica, Great Place to Work. Quindi l'ambizione è comunque crescere e rimanere nei numeri e fare un po' come apripista di stile.
apripista di come affrontiamo noi questo mondo. Ti faccio i complimenti anche per l'umiltà che dimostri anche nell'intervista, nel come fai le cose, che è sempre importante, perché spesso dopo qualcuno perde di vista cose importanti e questa cosa si vede. Sai Claudio, quando hai fatto dalla gavetta ed è insomma un po' di anni che fai questo mestiere, certe cose non ti fanno più nessuna differenza. Sì, vedi l'obiettivo, vedi quello che fai giorno dopo giorno. Il valore vero è poi tornano quelli primari, no? Sì, a un giovane te o a un giovane imprenditore ventenne che vuole fare l'imprenditore, qualcuno che vuole iniziare, che suggeriresti, che suggerimenti daresti? Quello che fa di lanciarsi, cioè quando hai 20 anni, come si dice, non hai niente da perdere, prova, hai sempre tempo poi per tornare indietro, insomma, per cui mai aver paura di iniziare un nuovo progetto, di aprire un'attività, aprirti la partita IVA per fare un qualcosa, di lanciarti, ma questa cosa poi secondo te è una caratteristica? Ma sai quanti progetti ho iniziato e sono andati male? Perché adesso stiamo parlando delle cose che sono andate bene. Ma se io mi giro indietro, mamma mia quanti soldi abbiamo buttato via per una cosa per cui però non fare conto di quelle dopo rimangono le cose che hai fatto bene. Beh, il master, cioè nel senso che è il nostro corso di formazione che abbiamo pagato caro, esattamente. che si chiama esperienza. Ai giovani proprio di lanciarsi. E per quello che te l'accennavo prima, finanziamo anche un laboratorio che aiuta i giovani. No, raccontami questa roba qua. Noi come azienda ci siamo presi a cuore un progetto, un laboratorio che aiuta i giovani che finiscono le scuole, comunque hanno delle idee, vogliono trasformarle in un'attività, è un incubatore di start-up come si dice adesso, e noi siamo presenti con aiuti e sono molto contento di questo. Quindi diciamo che sovvenzionate nuove idee da parte dei giovani, eccetera. Ma tutti i mesi abbiamo l'elenco, questa idea, questa la sovvenzioniamo, questa sì, questa aspettiamo, oppure qua troviamo il commercialista, ci può dare un consiglio, qua l'avvocato. Ecco. Bella sta roba qua, interessante. Mi tiene giovane anche me, perché i ragazzi quando hanno 19 anni hanno quelle idee che bisognerebbe averli sempre dentro il consiglio di amministrazione, un 14enne si diceva. Perché hanno tante idee, il difficile è poi farle effettivamente fare diventare impresa, quello è il difficile. E devono essere aiutati. Sì, questo è complesso. Al tempo stesso, se io castro subito un'idea perché la vedo complessa, non si va da nessuna parte. Quindi infatti il laboratorio supporta questi giovani nel concreto a dire sì, è fattibile, portiamolo avanti, e ci sono dei professionisti che aiutano questi ragazzi a vedere se... Quindi caratteristiche dell'imprenditore: visione, lanciarsi, ossessionato. Lanciarsi, costanza, anche non solo da giovane, sempre lanciarsi, sempre. Costanza, ecco, quello sì, la costanza, Claudio, secondo me crescere su di sé e far crescere gli altri, cioè mettere al centro, esserci in azienda, cioè esserci presenti, essere presenti in maniera vera, cioè in maniera, non che c'è l'ufficio chiuso, ma uno può venirti a parlare, poi c'è la famosa diciamo strategia della porta aperta, cioè possono venirmi a chiedere, a parlare, sono raggiungibile. Anzi, no, non è che possono, tu vai, è differente, tu vai a chiedere, prendi tu cura vai di loro, esatto, non aspettare che entrino in ufficio. Io non sono quasi mai in ufficio, di solito dico vado a rompere le scatole a tutti, allora come siamo. Poi mi ricordo che c'hai anche un ambiente cucina eccetera dove sì, no, che nel senso che però serve che fate le riunioni, i rituali, li fate allora, per dire, secondo me credo tutti i pomeriggi c'è comunque un corso di formazione, quindi poi sempre è attinente, c'è la nostra cucina, la nostra area break, c'è sempre l'aperitivo, c'è sempre, si festeggia, perché un'altra cosa secondo me importante, bisogna imparare a festeggiare i successi. Noi quando prendiamo un cliente nuovo così apriamo la bottiglia, cioè, i successi secondo me bisogna dargli evidenza, perché il lavoro l'ha fatto il commerciale, però dietro ci sono tutti gli altri, tutti quanti gli altri. Valorizzi la persona che ha fatto questo tipo di attività, ma la valorizzi insieme, per cui secondo me anche abituarsi a festeggiare i successi, dal piccolo al più grande successo, festeggiarli tutti.
è una buona pratica. Perché poi siamo più focalizzati a guardare quello che non va, certo, e ci dimentichiamo invece di tutto quello che va. E crea pesantezza, perché poi diventa una tara mentale, no? A focalizzarsi sulle cose che non vanno, e ti crea pesantezza. Se equilibri, festeggi anche il successo e non lo dai per scontato, ti diventa tutto un po' più leggero. Esattamente. Andate a trovare Intra a Verona, andate a vedere che quello che vi racconta è vero. Paolo, è sempre un piacere, sei sempre comunque raggiante. Grazie di averci invitato. È stato veramente modo di raccontare un po' gli aggiornamenti sull'azienda. Abbiamo raccontato tutto, ti sei preparato un foglio, ma ho visto che non l'hai guardato, no, quindi non l'ho guardato. Siamo andati a braccio. Esatto. Ripeto, è sempre un piacere, perché vedo il cuore che metti in quello che fai, e te lo dessi anche in tempi non sospetti, non solo perché siamo qua nel podcast, che questa cosa non è che la dici, la fai, quindi che è la differenza tra dirlo, tanti proclama e robe, ma la fai. Mi piace quello che faccio, semplice dirlo, perché mi piace stare con le persone con cui lavoro, capito? Bene, allora se anche a te è piaciuto questo video, questo format, metti like, ma soprattutto iscriviti al canale, perché abbiamo bisogno di far crescere il canale, che così vogliamo avere molti imprenditori intervistati, che ci permette di portare un po' di questa cultura della nostra bella regione del Veneto, e di portare a casa un po' gli insegnamenti di chi tutti i giorni cerca nel loro piccolo di fare la differenza. Che qualcosa hanno fatto. Di fare la differenza. Grazie Paolo. Grazie a te. E grazie a voi. A presto. Bye.